Parliamo di rugby. Siamo in collegamento con Edoardo Padovani, tre quarti del Mogliano Veneto Rugby. Innanzitutto, Edoardo, ciao e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, grazie a voi per l'invito. Allora, Edoardo, il tuo non è al Mogliano Veneto Rugby un benvenuto, ma semmai un bentornato, perché è lì che sei cresciuto rugbisticamente parlando. Sì, come hai ben detto, è un bentornato ed è stato un bellissimo bentornato, se posso aggiungere, perché eh, ho ancora il ricordo di questo primo giorno di preparazione a Mogliano e non ti nascondo che c'è stata dell'emozione, perché comunque passare lontano da casa, diciamo, lontano da Mogliano tanti anni e poi tornare fa sempre un bel effetto. Immaginiamo bene. Tu, nel frattempo, dopo che hai, passami il termine, spiccato le ali da Mogliano, la squadra che ti ha cresciuto, hai maturato un'esperienza non indifferente, ce ne vuoi parlare? Ah sì, ho avuto la fortuna di giocare per entrambe le franchigie, una piccola parentesi in Francia, poi ho avuto l'onore di indossare la maglia azzurra, perciò è stato un percorso veramente, diciamo, a volte tortuoso, ma pieno e ricco di soddisfazioni e anche di molte lezioni imparate. In particolare, quali sono queste lezioni, ecco, le cose che hai imparato e che ti sono rimaste maggiormente impresse? Beh, intanto ti dico, a me piace molto viaggiare, quindi avere la fortuna col tuo lavoro di poter vedere vari posti nel mondo che magari non avresti la fortuna di visitare è sempre stata una fortuna per me. Poi chiaramente le amicizie che ho coltivato in questi anni, che tuttora sono presenti con me, sono indelebili. E poi comunque penso che giocare a rugby per così tanto tempo, anche ad alto livello, ti insegni cosa significa veramente lavorare di squadra, credere in qualcosa e l'etica del lavoro soprattutto, perché devi essere sempre mentalmente ogni giorno acceso per trovarti il posto in squadra, capito? Perciò eh, questo secondo me è un gran bel bagaglio che ho scoperto, ho trovato. Indubbiamente. Facendo un passo indietro e tornando al Mogliano, a quando hai cominciato nel Mogliano, hai anche avuto un'esperienza, come posso dire, una tappa fondamentale della tua crescita. Parliamo dello scudetto del 2012-2013. Che ricordi hai? Sì, in verità sono ancora ricordi molto, molto forti nella mia mente perché comunque è stato il mio primo anno da seniores e ho avuto la fortuna di giocare molti minuti. E per non togliere poi il gruppo che comunque con goliardia ci ha accolto tutti noi giovani, Meggetto e Gianesini fra tutti, però no, sono ricordi che ti restano e questo ti fa capire anche quanto il Mogliano quell'anno abbia fatto del gruppo la loro forza. Perciò penso che anche per noi quest'anno e gli anni prossimi che verranno, avere un gruppo solido sia fondamentale per arrivare dove ci auspichiamo, insomma. Ecco, tornare a Mogliano, anzi andare a Mogliano da giocatore inesperto e tornarci dopo tanti anni da giocatore esperto, ovviamente sono 2 cose totalmente diverse. Che cosa hai provato? Beh, sì, come hai detto, gli anni passano per tutti, quindi penso sì, credo di poter portare un po' di aria nuova comunque. Io avevo bisogno di nuovi stimoli, ho scelto il Mogliano anche per questo. Avevo bisogno di un po' di aria nuova e penso che di poter essere d'aiuto a tutti.
E niente, questo. Dalle prime settimane di allenamento ho già visto che comunque c'è un gruppo davvero umile che lavora duro e questo fa parte anche delle mie caratteristiche, quindi sono molto contento di aver sposato questo progetto, insomma. Che differenze hai trovato rispetto a quando sei andato via per fare le tue giuste esperienze e poi quando sei tornato? Le differenze? Bah, non credo sia cambiato un granché. Ovviamente devo ancora testare personalmente il livello della competizione. No, ora su due piedi è ancora un po' troppo presto per lanciarti delle somme e dare una bilancia del passato e del presente. Tu dicevamo sei un tre quarti, però puoi ricoprire più posizioni in realtà, sei un giocatore piuttosto duttile. In questi anni di Sì. esperienza, come hai affinato queste tue capacità, questi tuoi punti di forza? Ma guarda, ti dico, ho sempre amato questo sport, soprattutto perché ti dà la possibilità di mischiarti un po', no? Di amalgamare alcune tue caratteristiche con ruoli che magari non sono più affini a te. Quindi mi è sempre piaciuto poter provare cose nuove. Sì, io parto, vabbè, da Mogliano partivo da Medena di Mischia, quindi ne ho girati parecchi, insomma, poi all'alto livello ci sono arrivato d'apertura, poi spostato ad estremo, e l'ultima parte di carriera l'ho fatto all'ala. Però il rugby moderno di oggi credo che non guardi troppo ai ruoli, sia più che altro un gioco più o meno senza schemi questo rugby qui, quindi mi piace molto svariare nei ruoli e io sono a disposizione per provare qualsiasi cosa, ecco. Sono carico, mi voglio divertire quest'anno, perciò ehm, quello che viene. Chiarissimo. E dunque per averci parlato del suo ritorno al Mogliano Veneto Rugby, ringraziamo di cuore Edoardo Padovani, tre quarti, ma Grazie in a voi. realtà giocatore multitasking, come abbiamo potuto sentire. Sì, Lo ringraziamo per essere stato con noi. grazie a voi, ciao.